Buongiorno a tutti. Allora, ringrazio tutte le persone che sono qui presenti oggi e ringraziamo anche quelli che ci stanno seguendo da casa. Oggi è una giornata per me personalmente molto importante perché ospitiamo nella prestigiosa cornice di Palazzo Ferrofini qui a Vicenza un coro, un importantissimo coro che non potrà purtroppo essere qui tutti assieme, ma avremo il direttore del coro e quindi avremo il nostro maestro Roberto Fioretto, direttore del coro Pueri Cantores del Veneto, accompagnato, come vedremo poi, dal direttore artistico Celegato Massimo e da altri amici che poi via via presenteremo. L'occasione è un'occasione molto importante perché noi oggi rendiamo omaggio a un coro, uno dei cori che ha una storicità maggiore, il coro dei Pueri Cantores, è definito il miglior coro di voci bianche d'Italia. Parliamo di un complesso di altissimo livello costituito da ragazzi, bambini, pueri, cantores, dall'età di 10 anni, giusto maestro, fino circa ai 20, correggimi se sbaglio. È una delle formazioni vocali più importanti, non del Veneto, non d'Italia, ma del mondo. Difatti io adesso per elogiare la preparazione artistica e per farvi capire chi sono i Pueri Cantores nel mondo, vi elencherò quelli che sono l'elenco delle partecipazioni, degli interventi, delle attività che loro hanno fatto nell'arco di questi 40 anni, perché noi oggi festeggiamo 40 anni del coro, da quando il coro appunto è nato, grazie all'attività e all'intervento del maestro Roberto Fioretto. Poi daremo anche, dopo questo elenco, che io cercherò di essere succinta perché altrimenti, credetemi, diventa impegnativo, perché sono talmente tante le attività che in 40 anni hanno fatto e le collaborazioni, quindi cercherò di restringere. In questo periodo comunque loro, ve li elenco, faccio prima. Allora, oltre a tutti i festival nazionali e internazionali che hanno tenuto sia in Italia che in Europa, nel 2019 hanno tenuto 3 concerti a Madrid, uno presso l'Auditorium dell'Escorial e poi successivamente il maestro Fioretto ha interpretato il Requiem di Mozart e la Messa di Requiem di Giuseppe Verdi, diretta dal direttore della Metropolitan Opera House di New York con l'Orchestra degli Stati Uniti. Ha collaborato con numerosissimi enti lirici, parliamo solo Arena di Verona, Fenice di Venezia, il Teatro Real di Madrid e poi ha collaborato ed è stato diretto da maestri dai nomi più prestigiosi. Quindi ricordiamo Gardiner, il maestro Claudio Scimone, Michael Connelly, Cesare Alfieri, Carella, Grazioli, De Lorenzo, per citarne solo alcuni. Le collaborazioni con le orchestre, anche italiane e non solo, sono state numerosissime, quindi ricordiamo la famosissima New York Chamber Orchestra, l'Orchestra Verdi di Milano, i solisti veneti, la Croatian, credo si dica, Chamber Orchestra, per non parlare anche, parliamo di casa mia, quindi anche dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza e i musicali Affetti. Ha fatto anche cinema il maestro Fioretto, quindi ha avuto una partecipazione importante presso l'International Giffoni Film Festival, per non parlare anche di una partecipazione a un film incentrato sulla vita di Sand proprio a Venezia. Addirittura le opere, alcune le abbiamo citate, ricordiamo anche il Nabucco di Verdi e il Flauto Magico di Mozart. Non parliamo delle fiabe, maestro, ne hai fatte tantissime. Ecco, allora io dopo questa brevissima, perché credetemi dovrei star qui penso una giornata per narrare quelle che sono le attività svolte dal coro dei Pueri Cantores, che ripeto non abbiamo potuto portare qui perché molti sono ancora a scuola e quindi non hanno potuto lasciare le aule. Direi di ascoltarli, i Pueri Cantores, quindi ascoltiamo le loro voci attraverso queste immagini.
Beh, dopo queste immagini direi meravigliose, affascinanti, dove si respira veramente la musica degli angeli, sentiamo il maestro, il maestro Fioretto, il dottor Roberto Fioretto, direttore del coro Pueri Cantores, che ci racconterà, lo accogliamo, che ci racconterà le novità, che cosa ha in programma per i prossimi 40 anni, maestro. 40 anni li avete compiuti, altri 40 adesso. Questo sì, si sente. Allora, buongiorno a tutti e vi ringrazio di essere qui presenti. Io sono stato all'inizio, quindi 40 anni fa, sono stato quasi costretto a iniziare questa esperienza che io studiavo in quel periodo, quindi pensavo di non avere il tempo e forse neanche la passione per dedicarmi ai bambini e all'insegnamento dei bambini. I miei sogni da giovane erano altri. E spinto dal parroco, io a quel tempo studiavo in conservatorio, pianoforte e organo, e suonavo in chiesa, il parroco mi ha quasi costretto, diciamo, ad avviare questa attività, perché il suo pallino era quello di avere un coro per la chiesa. E nel momento in cui ho cominciato a insegnare canto ai bambini, ho scoperto qualcosa di magico, qualcosa che stava al di sopra di ogni mia aspettativa. I latini dicevano: se una cosa la si conosce, la si riesce ad amare. Ecco, questo è quello che è successo a me, e ho scoperto che il canto insegnato con i bambini è qualcosa veramente di straordinario e che può servire a curare, che può servire a innalzarsi, che può elevarsi appunto a vie anche superiori, che poi in 40 anni di attività con il suono, il canto, soprattutto quello infantile, ho scoperto che c'è una dimensione dentro questo mondo che sta al di fuori delle nostre anche percezioni, cioè che sono le vie praticamente universali o anche quelle spirituali. E da lì ho dedicato tutta la mia vita, perché nella vita non ho fatto nient'altro, ho solo insegnato canto ai bambini, quindi lavorando giorno e notte per 40 anni ho dedicato tutta la mia vita a questo tipo di attività. Abbiamo fatto anche bellissime esperienze artistiche, come quelle che citava prima appunto Silvia, che ringrazio per questa cosa. E insieme ai bambini abbiamo fatto questa esperienza di vita, che è proprio un'esperienza di vita meravigliosa con il canto. Io dico sempre ai miei allievi, di tutte le esperienze che posso aver fatto nella vita, oggi che non sono più giovane, di tutte le altre mi sono stancato, ma di questa no, anzi mi innamoro sempre di più della musica, del canto, dei bambini e del coro, perché il coro ha, come dire, le voci che si moltiplicano quando cantano insieme. Non è una cosa sola, ma è l'insieme che ci porta appunto a costruire una comunità. Quest'anno festeggiamo i 40 anni di attività e abbiamo così in programma diverse cose. Negli ultimi anni ci stiamo dedicando anche a portare avanti dei progetti che siano sia nell'ambito sociale sia a sviluppare delle tematiche che riguardano un po' tutta la società. Infatti, sfruttando, diciamo, specularmente la musica che è attrazione magnetica, abbiniamo alla musica nei concerti e al canto delle tematiche come appunto che riguardano i bambini abbandonati, la società, ma soprattutto il tema che ci sta più a cuore è l'aspetto della natura che noi saccheggiamo, che noi roviniamo, noi uomini, nel mondo, e quindi facciamo dei progetti proprio con i ragazzi legati al canto, alla musica e alla natura. Quest'anno l'abbiamo proprio chiamato Musicanto e Natura, perché c'è un'armonia che riguarda questo aspetto, il canto, la vibrazione, che è armonia pura, intesa proprio come elemento di avvicinanza nell'aspetto appunto del verte, dell'aspetto che ci lega appunto a questa dimensione. Cerchiamo appunto di portare anche delle pillole, di dare appunto delle pillole di sostentamento anche per insegnare al pubblico come poterci comportare per risparmiare, diciamo, e non sfruttare solo questo aspetto. Ne approfitto anche per ringraziare Roberto Longo, che è presidente, pensate, dell'associazione Alberi Felici,
alla quale appartengo anch'io, e insieme a lui, insieme a questa associazione, facciamo poi progetti anche di piantumazione con i ragazzi proprio del coro. Andiamo dove facciamo dei progetti con i comuni, ci sfidano degli spazi dove noi possiamo piantumare le piante. Un altro progetto che stiamo portando avanti è ogni anno noi ci dedichiamo a celebrare delle ricorrenze di grandi musicisti che sono proprio la storia della musica, e quindi quando ricorre magari il centenario della morte o della nascita noi lo festeggiamo. Quest'anno ci stiamo dedicando a Giovanni Pierluigi de Palestrina, che è l'autore più importante, nato pensate 500 anni fa, e che è una summa per quanto riguarda la produzione corale italiana. Poi festeggeremo anche Eric Satie, che è un compositore francese, del quale quest'anno ricorre appunto il centenario della morte, e Luciano Berio, che è il centenario invece della nascita. E l'ultima cosa che ci dedicheremo quest'anno è, perché abbiamo fatto negli ultimi anni dei progetti per la valorizzazione dei siti artistici, soprattutto del Veneto. Sapete che il Veneto è ricchissimo, soprattutto nella parte delle ville venete, e abbiamo fatto dei video dove praticamente la musica viene a valorizzare queste bellezze straordinarie artistiche, e abbiamo fatto dei video che sono stati pubblicati nei social media dove la musica attrae il pubblico per presentare queste ricchezze artistiche. E quest'anno appunto ci dedicheremo anche a dare un sostegno ai piccoli comuni turistici. Quindi abbiamo organizzato una serie di concerti, soprattutto nelle prealpi venete, in questi piccoli comuni, proprio per incentivare, grazie ai concerti e alla musica, lo sviluppo di queste località turistiche. Io ci tengo a ringraziare la Regione Veneto, non solo perché ci ha dato la possibilità di organizzare questa conferenza stampa, ma anche perché ci sostiene da qualche anno, e ringraziare soprattutto Silvia Maino, che ci ha organizzato un po' tutto questo, veramente. Grazie a tutti. Grazie. Grazie maestro. Ecco, io finché il maestro parlava scorrevano immagini meravigliose che ci fanno capire come la musica sia veramente un contorno magico a tutta la nostra realtà veneta. E Maestro Fioretto sta facendo un'ottima pubblicità a tutto il Veneto nel mondo, bisogna dirlo, perché soprattutto con gli ultimi progetti promoziona e porta avanti il nome del Veneto in tutto il mondo e tutte le nostre bellezze artistiche, architettoniche e quant'altro. Quindi mi premeva evidenziarlo questo aspetto, perché il coro, che per tradizione, tra l'altro i cori sono nati secoli fa, insomma, no? E noi pensiamo al coro solo in una veste antica. Ecco, il Maestro Fioretto, e adesso avremo anche l'intervento del professor Celegato, il direttore artistico, ci fa capire come invece i cori sono attualissimi e contestualizzano temi di grande attualità, come abbiamo detto, e coinvolgono soprattutto i giovani, e sappiamo quanto i giovani oggi hanno bisogno di essere coinvolti in attività. Ecco, io credo che chi canta nel coro sia un giovane che segue un percorso di vita sano, sicuramente col coro dei Pueri Cantores siamo sicuri, insomma. Adesso accogliamo il professore Massimo Celegato, direttore artistico del coro Pueri Cantores, che ci porterà un saluto. Grazie mille. Prima di tutto permettetemi di ringraziare, di unirmi alla voce del maestro Roberto Fioretto, nel ringraziare la Regione Veneto, nella persona squisitissima della professoressa Silvia Maino, per l'opportunità che ci è stata data di celebrare questi 40 anni. Il concetto è come un coro possa vivere 40 anni. Deve avere una grandissima spinta motivazionale. Questa spinta motivazionale non è determinata soltanto dall'educatore, dal formatore, ma è insita nelle componenti del coro medesime. Vale a dire, questi ragazzi che partecipano, che vivono intensamente la vita del coro, si fanno portavoce della dimensione estetica, che finisce anche poi per coincidere, e ne abbiamo tanto bisogno soprattutto al giorno d'oggi, nella chiave politica, intesa però in senso aristotelico, cioè partecipazione a una polis, a un insieme, a una comunità di pari. Allora, l'impegno che i ragazzi profondono nello studio e nella produzione poi di queste straordinarie opere sotto la guida del maestro Roberto Fioretto ci indica, e soprattutto va ad additare alle nuove generazioni, quelle che saranno il nostro futuro,
una dimensione di rapporto con l'auctoritas, intesa come dimensione che comunica una possibilità di crescita attraverso la conoscenza e la competenza. Queste sono le due grandi caratteristiche che i ragazzi, tutti i ragazzi del coro Pueri Cantores possiedono: un sapere e un saper fare, e l'ultima, il voler fare, perché se non ci fosse questo entusiasmo che li accende, no? Entusiasmos in greco è proprio questo fuoco divino che arde dentro di noi e che ci brucia nella volontà di fare qualcosa, ma non pro domo sua, cioè per fine personale, ma per la comunicazione nei confronti degli altri. Una, diciamo così, euergesia, cioè un creare un benessere alla collettività. Ecco quella che secondo me è la funzione fondamentale del coro Pueri Cantores. Si fa protreptica, ossia di esortazione, di indirizzamento della dimensione operativa da parte dei giovani che purtroppo al giorno d'oggi sono allo sbando. Ma perché sono allo sbando? Semplicemente perché manca un magister generale che li possa indirizzare, e noi crediamo fermamente che con l'appoggio della Regione, con l'appoggio che voi ci state offrendo, il coro Pueri Cantores riuscirà in questo suo intento comunicativo e si creerà quell'humanitas che solo garantisce il motivo per il quale ognuno di noi è qui nel mondo, come direbbe Marco Aurelio, come mani e piedi, ognuno in aiuto degli altri. Grazie mille. Grazie Massimo. Ecco, per chi non lo sapesse, ogni volta che i Pueri Cantores fanno concerti, il professor Massimo ci fa prima questi brevi incisi che vi posso garantire sono veramente per l'anima, sono un grande respiro. Oggi abbiamo voluto accogliere anche altre due persone che testimoniano e ci raccontano cosa vuol dire cantare e partecipare alle attività del coro dei Pueri Cantores. Quindi abbiamo con noi Giulia, vieni pure Giulia Felet, che ha cantato nel coro per un po' di anni e ci parlerà un pochino con calma e tranquillità la sua esperienza, in modo tale che magari qualche ragazzo che ascolta viene invogliato, anche perché c'è sempre bisogno, vero maestro, di avere sempre leve nuove, quindi bisogna rimpolpare le fila dei Pueri Cantores. Prego Giulia. Allora, io sono Giulia e ho cantato nel coro per ben 15 anni, da quando ne avevo 8 a quando ne avevo 23. Quindi io porto la mia esperienza come corista. Per me il coro è stato principalmente due cose: famiglia e impegno. Questi sono stati i miei due valori trasmessi dal nostro caro maestro Roberto Fioretto. Quando sono entrata nel coro, appunto, avevo 8 anni, ero una bambina alta così, e quindi ero spaesata, non sapevo dove rivolgermi, dove girarmi, e c'erano le ragazze più grandi che sono stati i miei fari durante questi 15 anni, che mi hanno insegnato a comportarmi, a cantare, a mettere a posto il cravattino, la divisa. Insomma, era un piccolo pulcino guidato da questa mamma chioccia. E si sa, i bambini assorbono quello che vedono fare dai genitori, o dai genitori oppure da delle figure. Io in questo caso ho assorbito le mamme chiocce. Io a mia volta sono diventata mamma chioccia nel momento in cui 15 anni dopo mi sono girata e mi sono ritrovata di fianco un sacco di pulcini, e allora lì a sistemargli il cravattino, la divisa, a portarli, a metterli in ordine, a tenere tutti sorridenti in fila l'uno con l'altro. E quindi questo è stato il mio primo grande valore, il valore del prendersi cura in una grande famiglia. Io ho sviluppato delle amicizie profondissime che porto avanti ancora adesso dopo 15 anni, e tutto grazie al coro. Il secondo valore è stato quello dell'impegno, perché è bellissima, è un'attività bellissima cantare, ma bisogna allenarsi costantemente, quindi 2 o 3 volte alla settimana, quelle 2 ore di prove, ogni volta, e passo dopo passo c'è stata una crescita incredibile che mi ha portato anche a diventare solista, a sviluppare il mio carattere, a diventare quella che sono. Quindi se il talento è un trampolino di lancio, l'impegno è quello che effettivamente ci fa volare, e quindi io per queste 2 grandi cose ringrazio il nostro maestro e concludo il mio intervento. Grazie Giulia, grazie. E io adesso faccio una figuraccia, però maestro Fioretto, mi ricordi, voi avete tra virgolette prodotto anche delle
dei solisti molto... Ce li vuoi ricordare magari? Facciamo questo ricordo perché dal coro sono emersi anche dei nomi importanti che tu hai cresciuto, diciamo, uso un termine improprio, ma che sono adesso importanti solisti e soliste nel panorama internazionale. Ricordiamoli perché prima non l'abbiamo detto, ma mi sembra doveroso. Sì, in questi casi, siccome è una domanda un po' a trabocchetto, nel senso che non mi ero preparato, quindi si rischia sempre anche di dimenticarne poi qualcuno, però tra gli allievi del coro Pue di Cantor, tra gli ex allievi, molti hanno fatto anche una bellissima carriera da professionisti e sono oggi in carriera. Ricordiamo Claudia Pavone, per esempio, che canta nei più importanti teatri del mondo, ma anche Giulia Bolcato, anche Lara Lagni, c'è Selene Zanetti, che poi ho visto la programmazione della Scala di Milano, che in questi giorni è alla Scala e interpreta proprio Turandot, quindi incredibile, bellissimo e bello anche per me perché insomma lavoro molto e poi quando ci sono questi fiori che sbocciano ovviamente è una grande soddisfazione, mi fa un grande piacere, ecco, di aver prodotto anche tutto questo. Prendite le stesse soddisfazioni, anche perché insomma 40 anni di lavoro, Infatti. non solo corale, quindi hanno prodotto anche personaggi che in questo momento portano, ripeto, sempre alto il nome del coro in tutto il mondo. Assolutamente, Quindi un motivo in più. assolutamente, grazie. Allora, noi oggi abbiamo anche una mamma, posso definirti mamma? Abbiamo la dottoressa Maniscalco Maria, che ci racconta un altro aspetto del coro, perché c'è anche quello, cioè tutto il contorno di fatiche, di tempo, di impegno che hanno i genitori che seguono il coro. Io che seguo il coro, dietro ci sono sempre questi genitori che effettivamente collaborano, aiutano, non solo con il loro tempo, a volte anche in altri modi, e che consentono al coro di poter funzionare e lavorare in tutte le parti. Ci sono tanti bambini anche che quindi, vedendo le loro mamme, a volte ne hanno bisogno, si sentono un po'... Quando vedi i cori, vedi i bambini che cercano con gli occhi, no, lo sguardo delle mamme e così si rassicurano. Ecco, quindi, dottoressa, se ci racconta brevemente che cosa è stato per lei essere la mamma di un corista. Allora, io oggi ho qui l'onore di rappresentare proprio la componente dei genitori dei Pueri Cantores. Chi sono i nostri figli? Sono ragazzi che stanno crescendo nel coro. Il maestro li ha accolti quando frequentavano la seconda elementare, li sta portando alla maturità e io mi auguro che possa accompagnarli ancora oltre. Se ci pensate bene, nessun docente della scuola italiana ha il privilegio di seguire i suoi studenti per tutti questi anni. Che cosa rappresenta il coro per loro? Innanzitutto musica. E poi emozione, passione per l'arte, amicizia, dedizione. Insegna loro a stare insieme e a fare squadra, ad ascoltarsi l'un l'altro, ma non dimentichiamo che il coro è anche rigore e disciplina. È il completamento a tutto tondo della loro formazione umana, perché chi educa alla musica prepara un artista ad affrontare il suo pubblico, ma chi educa con la musica prepara i ragazzi ad affrontare le sfide personali e professionali che inevitabilmente la vita porrà loro davanti. E per questo io, a nome di tutti i genitori, passati e presenti, ringrazio pubblicamente il maestro Fioretto con il più classico degli auguri, ad maiora semper. Grazie dottoressa, ha detto delle parole che credo siano importantissime, alle quali io un po' mi collego. Io non ero a conoscenza di alcune cose che ho imparato con il maestro Fioretto, e una delle quali, ripeto, non la sapevo. Ho preso nota più che altro per le tempistiche. Allora, io non sapevo che per tanti anni la musica non veniva insegnata a scuola. E ho scoperto che è diventata materia nelle scuole medie solamente nel 1963, ma non era una materia a sé stante, no? Era una materia che era collegata all'educazione artistica. Poi nel 79 è diventata materia autonoma con le 2 ore a settimana. Pensate quanto in Italia, no, che siamo anche il paese del bel canto, abbiamo un po' lasciato da parte la musica, e oggi però noi abbiamo imparato i valori educativi della musica. Vieni qui vicino, maestro, dai, che adesso è il tuo momento. Nietzsche diceva che senza la musica la vita sarebbe un errore, e credo che siano parole molto molto giuste queste. Io leggendo, documentandomi per l'occasione, ho potuto capire perché il coro negli anni
ha avuto questa valenza e questa importanza? Perché ci sono degli studi scientifici, mi confermi maestro Fioretto, che mi dicono che il coro favorisce l'attività corale, favorisce il benessere psicofisico dei bambini. Li accompagna, come abbiamo sentito dalle testimonianze di oggi, sia da Giulia che dalla dottoressa Maniscalco, sul piano umano e spirituale, aiuta l'integrazione del gruppo, in gruppo si cresce assieme, si diceva una cosa semplice ma non lo è, mettere a posto, no? Il cravattino tutti assieme. E sappiamo quanto oggi i nostri ragazzi hanno bisogno di stare assieme e di crescere come gruppo, di confrontarsi e di riuscire anche magari a litigare, a risolvere i litigi all'interno del gruppo e a rispettare le disposizioni e le regole di un magister, come diceva il professore. Ci sono studi addirittura che dicono che cantare insieme aumenti le capacità cognitive. Ecco, al di là di tutti questi aspetti, io credo che sia anche proprio bello cantare tutti assieme, insomma. Io credo che da quello che oggi abbiamo capito si crei una famiglia, si creino dei legami molto forti. Io chiuderei oggi con un brano, prima di ricordare e dare una conferma tangibile al maestro della gratitudine che noi abbiamo per questi 40 anni di impegno. E non vorrei dirlo con le parole mie, le dico con le parole di un importante organista e compositore che mi pare di capire sia gradito, se non faccio gaffe terribili. No, è uno dei più importanti. Ecco, allora l'ho fatta giusta, Ok, che è un direttore inglese che è John Rutter. Le sue parole, secondo me, più di tutto oggi ci spiegano e ci danno il valore dell'importanza dei cori e la motivazione anche di perché oggi noi riconosciamo l'impegno che il maestro ha avuto. Rutter dice: la musica corale non è uno dei fronzoli della vita, è qualcosa che va proprio al cuore della nostra umanità, del nostro senso di comunità e delle nostre anime. Quando si canta si rivela la propria anima in una canzone e quando ci si trova insieme con un gruppo di altri cantori, questo diventa qualcosa di più della somma delle parti. Tutte quelle persone stanno tirando fuori i loro cuori e le loro anime in perfetta armonia. Ma se anche il coro non è il più grande del mondo, pueri cantores sì, il fatto che le persone si ritrovino insieme è un valore sociale, un valore comunitario. Io dico sempre, e qui c'è, io credo, una grandissima attualità, che una chiesa, una scuola senza un coro sono come un corpo senza anima. Dobbiamo avere un'anima nelle nostre vite e chiunque abbia cantato o canti in un coro mi dice che nel farlo si sente meglio. Qualsiasi siano le preoccupazioni quotidiane, se ci si può incontrare dopo una lunga giornata a scuola o al lavoro, in qualche modo i problemi vengono lasciati fuori dalla porta. È come una grande quercia che cresce dal centro della specie umana e diffonde i suoi rami dappertutto. Per Rutter, quindi, la musica corale va al cuore della nostra umanità. E per tutte queste ragioni, prego maestro, vai. Certamente. Aggiungere una cosa che ritengo interessante proprio su questo tema. Dice appunto John Rutter che il coro crea una comunità e un'anima, ma oggi abbiamo anche degli studi scientifici che comprovano questo. Sono stati fatti tanti studi, soprattutto nel nord Europa, che testimoniano appunto il benessere psicofisico della persona nel canto. Ma uno di quelli che mi sono piaciuti di più, proprio legato a questo tema, è un cardiologo svedese, si chiama Björn Witschkow. Lui ha fatto uno studio sulla frequenza cardiaca mentre i ragazzi stanno cantando in un coro e ha scoperto che più si canta e più c'è la tendenza a unificare la frequenza cardiaca da parte di tutti i componenti del coro nell'azione del canto. Quindi sappiamo che ognuno di noi ha la propria frequenza, ma quando cantiamo insieme la frequenza si unifica, è come se diventasse un unico cuore, un unico battito e quindi un unico corpo. Nelle scritture antiche si dice appunto che noi siamo, come dice appunto John Rutter, tante foglie dello stesso albero, siamo un unico corpo. Ecco, il canto fa questo, ci unisce proprio, e oggi abbiamo anche la prova scientifica. Quando l'ho letto ho avuto i brividi, veramente molto bello, quindi grazie. Grazie maestro, le motivazioni di Rutter quindi andavano bene, mi fa molto piacere e sono le motivazioni che ho preferito scegliere, le mie ormai te le ho già dette, e per augurarti buon compleanno, 40 anni, siete ancora giovani, ne auguriamo altri 40, ancora di più,
E abbiamo pensato per l'occasione di presentarti un omaggio a nome della Regione Veneto, che adesso arriva. Vieni anche maestro, poi che facciamo la foto assieme. Facciamo anche salire gli altri, che così... Certo, vedete pure. Viene anche te Alfonsina, anche il papà di Miriam, Sì, quelli se che viene ci anche sono. la nonna, tutti, veniamo tutti. Anche Valentina. Mamma mia, io non so come ringraziare Silvia, come ringraziare la Regione Veneto, non me l'aspettavo. Grazie mille, troppo bello. Sì, non serve il microfono, penso che possiamo... Guarda che c'è l'ultima signora. Vuole venire anche Valentina magari? Se vuole. Che ne so, fare una foto, sì, che bello, sì, dai. Vieni, vieni. Anche Il signore dietro, per favore, si sposti sul lato che si va di qua. e può venire anche lei, signora, come si chiama? Anche la signora, vediamo. Chiudo io? Fate un passo, sì. Venga pure a fare una foto, no? Saluto e chiudo, ditemi cosa devo fare. Ok, con questo noi vi ringraziamo chi ci ha ascoltato da casa e ancora ripeto, tanti auguri al coro. Magari se vuole far andare la parte finale del video intanto. Frate qui un secondo, attenzione, no, la signora